Ben ritrovati, anche oggi, giorno della vigilia, siamo qui in diretta insieme a voi per ascoltarvi, insomma anche ospitarvi in questo spazio e speriamo di darvi anche oggi dei buoni consigli. Lo faremo come sempre insieme al nostro Pierpaolo Rodighiero, l'avvocato Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza, sempre con la mascherina il nostro avvocato, quindi rispetto delle regole. Oggi siamo tra l'altro in zona rossa. Siamo in zona rossa, rispettiamo naturalmente le regole e comunque siamo sempre in compagnia dei nostri telespettatori, per cui non li abbiamo mai abbandonati. Certo. E naturalmente siamo sempre in diretta, quindi questo significa sempre ubbidire alle regole, che tutte le regole si rispettassero. Certo. Semplicemente per questo bisogna essere rigorosi, ecco, quindi che tutto quanto sicuramente fra qualche mese avremo ce lo lasceremo alle spalle. Ce lo lasceremo alle spalle e naturalmente noi siamo qua perché è vero che è la vigilia di Natale e siamo sicuri che sicuramente dopo l'estate 2021 avremo 4 Natali e 5 Capodanni. Abbiamo intanto già una telefonata, credo. Perfetto. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto. Un attimo. Pronto? Sto abbastanza. Il volume del televisore, perfetto, grazie per aver abbassato il volume del televisore. Allora, ci dica, intanto buona vigilia. Allora, vorrei auguri a lei e all'avvocato innanzitutto. Ricambiamo di cuore. Vorrei sapere, io sono un pensionato al 100%. Invalido? Invalido al 100%, invalido con patologie. Civile. Avete l'accompagnamento o no? Adesso mi è arrivata una lettera di Limbis che mi davano lo stipendio con la 13ª, però sono andato a guardare sul sito di Limbis e mi hanno dato soltanto il mese, diciamo, senza la 13ª. Senza la 13ª? Quindi che cosa è successo? Voi sicuramente siete invalido, però godete di una pensione, voi avete versato contributi che vi hanno fatto reddito ai fini No, io non ce n'ho il contributo. Allora, molto semplicemente bisogna andare a controllare perché praticamente ci sarà stata qualche irregolarità. Perché mi hanno mandato la lettera che mi davano la 13ª in questo mese di dicembre. Però mia figlia è entrata che c'ho il coso del sito dell'Ibis e mi hanno dato soltanto il mese, diciamo, la mia pensione che mi attocca, diciamo, senza le 13ª e niente. Perfetto, perché non tutti i trattamenti pensionistici godono della 13ª, per cui voi dal 27 di questo mese, siccome poi è lavorativo fino al 30, diciamo, è lavorativo, come sempre vi dovete recare presso un patronato che con la vostra posizione di pensione entrano nella banca dati dell'INPS, per cui vanno a vedere il perché c'è stato questo omesso pagamento naturalmente, in modo che lì poi si può lavorare per vedere perché c'è stata questa irregolarità. Però vi ripeto, non tutti i trattamenti pensionistici godono della 13ª. Quindi bisogna controllare. Bisogna controllare, ma bisogna gli altri anche anni vedere. non so se gli altri anni voi ne avete goduto? No, io sono un pensionato che non ci vedo, avete capito? No, lo scorso anno, questa 13ª. No, ma io mi sono sbagliato, non dicevo la 13ª, mi dicevo quello che devono dare di luglio. Quello, credo, scusa, insomma il raddoppio, credo, forse dell'invalidità. E allora no, credo di aver capito questo, mi se voi godete solamente del trattamento da invalidità civile, e allora no, vi hanno dato la 12ª, la 12 mensilità, molto probabilmente è una dizione che mettono sull'estratto di rateo pensionistico che vi viene dato, però naturalmente è una voce, un modello che viene mandato.
Ricordiamo che questa della pensione di cui gode il telespettatore è quella per l'invalidità civile al 100%, non è quella contributiva come altre, diciamo, rapporti e quindi pensionistici che godono di benefici No, ulteriori io e c'ho il maggiori. 100%, avvocato. Sì, 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 perciò Invalida al 100%, quindi avete probabilmente prende la pensione di di invalidità. invalidità che Sì, sì, di adesso, invalidità. perfetto, che se l'avevate al minimo vi è stata raddoppiata con gli Sì, al minimo, interessi. però mi hanno mandato questa lettera dicendo che questo mese di dicembre mi domandavano i soldi anche di luglio che mi... Ah, sì, Invece c'è solo il mese, diciamo, il mese che mi tocca normale. quindi gli hanno No, mandato gli allora, arretrati. guardate, gli arretrati da luglio è un diritto che voi avete acquisito. Adesso, molto semplicemente, se non l'avete trovato a novembre né a dicembre, lo troverete a gennaio. Gli arretrati da luglio 2020 ormai fanno parte del vostro cassetto No, previdenziale, per diceva cui giustamente il telespettatore, mi avevano detto che l'avrebbero mandati a dicembre no, ma non sono purtroppo arrivati. perché siccome è un beneficio che hanno dato a tutta Italia, quindi ci Qualche sono ritardo ci milioni, sta. sì, qualche ritardo c'è stato proprio burocratico, per cui se questo è il problema, se è solamente questo il problema non vi preoccupate perché vi arriverà a Da gennaio, insomma, poi arriveranno, quindi insomma sono somme vostre. Sono Quindi. già somme acquisite, Solo diciamo. questo, avvocato, solo questo. Va bene, E io la allora, ringrazio, La ringrazio, buonasera e auguri a tutte e due. grazie, Auguri grazie, anche a grazie. lei, buona vigilia. Io vedevo prima anche Gabriella Ippolito che era no, vedo Cristian Scalmazzi, ecco, vedo tutte e due nel nostro monitor di servizi. Intanto saluto Gabriella Ippolito, benvenuta, bentrovata, anche a lei buona vigilia. Sente male. Ah no, adesso si sente un po' meglio. Volevo capire se in questa settimana, poi lo chiederò anche a Cristian Scalmazzi che saluto, in questa settimana no, è maturato qualcosa, io lo chiedo sempre, no? Se insomma riusciamo, Mariella Ippolito, chiedo scusa, se riusciamo a dare qualche buona notizia, siamo in questo periodo di festa, anche se è una festa un po' particolare quest'anno, un po' anomala, però insomma un po' di serenità anche economica a chi magari aspetta delle somme da mesi, beh, non guasterebbe. Allora, sembra che praticamente qualche cassa integrazione sia cominciata ad arrivare, quindi una buona notizia che gli ultimi caricamenti delle casse integrazioni, parliamo del mese di ottobre e del mese di novembre, pare che stanno cominciando ad essere pagati. Quindi questa è una buona notizia. In più in Riapi Calabria c'è stata naturalmente la graduatoria e a quanto pare dovrebbero iniziare anche ad essere pagate i fondi perduti concessi dalla Regione Calabria a tutti naturalmente coloro che ne avevano comunque diritto, oltretutto anche professionisti e quant'altro. In più fino al 31 dicembre si può continuare a caricare l'indennità onnicomprensiva, quindi sarebbero i 1.000 € per chi naturalmente aveva il contratto stagionale nel settore balneare, turistico, termale, per chi aveva contratti di lavoro intermittenti o comunque per i venditori anche porta a porta. Quindi 31 dicembre, data ultima di presentazione dell'indennità dei 1.000 €. In più il bonus babysitting, che naturalmente lo ricordo, ne hanno diritto in questo secondo step solo coloro che sono iscritti alla gestione separata o naturalmente parasubordinati. È un'indennità, una tantum di 1.000 € che spetta per chi ha bambini che lavorano entrambi i genitori, e quindi è un sussidio che viene adoperato per pagare diciamo le badanti dei bambini, e quindi anche questo data ultima 31 dicembre per poter caricare le domandine.
Quindi Perfetto. queste sono... Benissimo, Perfetto, quadro. per cui subito dopo Natale tutti i telespettatori che sono interessati, perché ci sono queste agevolazioni, o un CAF o un patronato o i consulenti del lavoro, che quindi entro il 31 dicembre 2021, per cui subito dopo Natale, ecco, recarsi per effettuare le domande online, per Quindi cui CAF è e importante che ancora c'è qualche giorno per procedere. Certo, salutiamo anche Cristian. Un'ultima cosa, se Sì, posso aggiungere, prego, prego. anche voglio ricordare la possibilità di caricare il bonus vacanze, anche se non è periodo di vacanze, perché purtroppo non è consentito, però c'è la possibilità per chi ha degli ISEE bassi di avere questo bonus. Per gli ISEE monocomponenti sono 150 euro, per 2 persone sono 300 euro, da 3 persone in poi è un bonus da 500 euro che prima era usufruibile entro il 31 dicembre, ma viste le condizioni diciamo attuali è stato prolungato fino al 30 giugno la possibilità di utilizzo, quindi si può caricare entro il 31 dicembre, però è utilizzabile entro il 30 giugno 2021. Per fare questo bisogna avere lo SPID, bisogna avere fatto l'ISEE e poi bisogna aver scaricato l'app sul proprio telefonino IO, l'app della pubblica amministrazione. Avendo queste 3 cose si può tranquillamente procedere a caricare anche questo bonus, che devo dire nell'estate scorsa ha avuto anche un bel successo, ecco. Certo, per le vacanze di Natale non se ne fa nulla perché dobbiamo rimanere a casa, lo ripetiamo, siamo in zona rossa, non si può viaggiare, quindi giustamente per questo la proroga. Ci auguriamo che per giugno 2021 si possa usufruire. Certo, anche perché adesso da domenica inizieranno i primi vaccini anche in Calabria per il personale sanitario, quindi c'è una grande speranza, no? Di riuscire davvero, come dicevamo prima, a lasciarci al più presto questo brutto periodo alle spalle e quindi riconquistare la normalità. Ringraziamo poi per esperienza personale naturalmente il sistema sanitario, diciamo, territoriale, perché per controllo generico naturalmente ho avuto bisogno di fare un tampone Covid avantieri e praticamente io in 5 minuti presso la struttura pubblica, 5 minuti di orologio, sono stato tamponato. Ecco, Quindi diciamo che fanno un lavoro un lavoro eccellente. eccezionale e io non conoscevo lì né dottoresse, chi mi ha fatto il tampone, perché ho voluto domandare Delia Moretti, una giovane dottoressa, con uno spirito veramente velocissimo, proprio 5 minuti, per cui diciamo critichiamo sempre la sanità, ci sono diciamo delle isole felici e quando ci sono noi come critichiamo dobbiamo anche diciamo dire le cose che diciamo funzionano, oppure lo spirito di abnegazione, quindi infermieri e medici soprattutto in questo periodo. Ecco, ringraziamole ancora una volta perché non è un periodo molto facile, diciamo. Certo, poi insomma le USCA stanno lavorando tantissimo, spesso in silenzio, magari si prendono anche, insomma sono sotto i riflettori spesso per diciamo la gente esasperata e stanca anche per questo periodo di Covid, però davvero il lavoro che stanno facendo è eccezionale. Ne parliamo tra poco perché abbiamo un'altra telefonata e poi voglio salutare anche Cristian Scalmazzi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Sono la signora Patamia. Da dove chiama? Io chiamo da Gioia Tauro. Benvenuta. Io sono 10 giorni che sono tornata a casa, ho preso il Covid bilaterale ed ero qua, me ne stavo andando. Sono stata 32 giorni in ospedale e adesso sono da un paio di giorni che sono a casa. Io vorrei sapere quale diritto posso avere sulla mia malattia. Non so se allora, i diritti che possono, i benefici che la signora può avere dall'aver contratto questa
Naturalmente se la signora è utilmente collocata al lavoro, quindi c'è un lavoro, naturalmente lo sa già che ha tutti i benefici di legge per quanto riguarda chi è dipendente, diciamo, che è in malattia, è uno stato di malattia. Io non lavoro, io sono pensionato. Per quanto è anche per chi è, diciamo, ha un rateo pensionistico. Sono pensionato. Perfetto, il rateo pensionistico non muta se uno, è vero che questa è una malattia molto particolare, però se uno ha l'influenza o ha il Covid non è che gli muta l'entità e la scadenza diciamo, della corresponsione del rateo pensionistico. Sicuramente se questa brutta avventura che avete subito vi lascia degli esiti invalidanti tali da aggravare, diciamo, la vostra situazione con esiti invalidanti, naturalmente tramite il vostro medico poi c'è tutta una procedura che vi manderà a visita il vostro medico per verificare in effetti che cosa c'è. Ci sono dei benefici di legge però in questo senso, però non ci sono benefici di legge perché la contrazione dell'infezione non equivale, non dà diritto a un beneficio economico subito, può dare qualche beneficio economico se residuano esiti invalidanti. Signora, lei come sta adesso? Se gentilmente può anche abbassare il volume del televisore, altrimenti abbiamo l'eco, signora. Io guarda, sì. Io adesso sto benino. Questo problema dell'eco, sì. se può abbassare gentilmente il volume. Però a me mi ha lasciato stanchezza. Se può abbassare? Sì, sto abbassando. Stanchezza, e non ce la faccio a fare niente in casa. Sento come una donna, come una persona che io non servo più proprio, guarda, io non è che mi ha lasciato molto male. Guardate, io non ce la faccio a fare niente in casa mia, niente completamente. Come una persona che non serve, che è invalida proprio. Se le ha lasciato questo senso, signora, le posso chiedere l'età? So che una donna non si chiede mai l'età. Però in questo caso me lo può dire quanti anni ha? Signora, le posso chiedere l'età? So che una donna non si chiede mai l'età. Però in questo caso... Io ho 72 anni e se lei mi vede io sembro una vecchia 80. Insomma, Perché mi ha invecchiata e poi mi porta 72, sì. Sì. Insomma, questo mi ha invecchiata. Sì. E poi vedete che mi porta dei dolori sotto i polmoni, al petto. Guardi, ogni piccolezza che mi sento mi sembra che la montagna mi scenda addosso, perché io ho visto la morte completamente. Ho visto la morte. Quindi è stato, insomma, la sua forza, insomma, è riuscita a farle superare quello che ho sofferto. Certo. Ho sofferto le pene dell'inferno, non glielo auguro a nessuno. Certo, è un virus subdolo questo, signora. Noi siamo contenti, insomma, che lei sia riuscita a battere, no, questo virus. Chiaramente lascia questi strascichi, no, questi residui, però credo che con l'andare del tempo la situazione Io grazie di Dio l'ho abbattuto, sì, è vero. E questo ci dà forza, signora, ci dà veramente forza e speranza. In questa giornata credo sia anche in questa giornata questa testimonianza. Sì, e poi veramente tanta solidarietà, un abbraccio, naturalmente speriamo che migliorino le condizioni di salute. Vi voglio dire che questo virus ancora non è tabellata, cioè ancora non c'è un automatismo fra patologia e un ristoro economico, perché sappiamo che in Italia le malattie oncologiche nel primo approccio terapeutico e pochissime altre danno diritto
ad un automatismo, cioè di un'indennità economica. Il Covid ancora non è stato tabellato, per cui diciamo che è la prima volta dal dopoguerra che ci troviamo di fronte a un evento del genere, per cui sicuramente poi il legislatore, qualche legge uscirà che metterà un automatismo, perché come ha detto la signora, dopo la malattia c'è una evidente invalidità. Lei, la signora, come tanti altri, praticamente non riescono in pratica a compiere gli atti quotidiani della vita perché hanno uno strascico, diciamo, di evidente, diciamo, di tante patologie che sono collegate, per cui io devo andare in pubblicità. Se la signora vuole può rimanere con noi, perché mi fa piacere parlare con lei. Proprio pochissimo, devo dare la linea alla regia, quindi se vuole torneremo a parlare con lei dopo la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Io non so se è ancora con noi, in collegamento con noi la signora. Eccoci signora, mi dispiaceva salutarla subito, insomma l'avvocato. No, è di Gioia Tauro la signora. Dove è stata ricoverata, chiedeva l'avvocato? Sono stata a Reggio 32 giorni. Al GOM. Al GOM di Reggio Calabria. E poi sono stata a Gioia Tauro anche. Sì, quindi 32 giorni. 32 giorni di ospedale ho fatto, sì. Ecco. E quando ero nei primi giorni vedevo la morte vicino a me. Ci fa piacere che lei... Sì, 32 giorni. Ci fa piacere che lei... Vedevo la morte vicino a me. Che lei testimoni... E adesso non... Sì. Aspetta. Ci fa piacere che lei testimoni solo questo... la morte. Non c'è... I dottori, medici, hostess, infermieri, sì, sono stati bravissimi. Medici, hostess, infermieri sono stati bravissimi. Erano delle persone squisite. Signora, io la devo salutare, però mi fa piacere questa sua testimonianza, perché... No, aspetta un momento perché devo parlare un'altra 2 parole. Sì. Dica. Dica signora. Sì. È impossibile mai che una persona ammalata di queste condizioni, perché io devo andare a fare riabilitazione che con la schiena e con le gambe non ce la faccio a camminare, non ho nessun diritto della mia malattia. Allora, questo risponde l'avvocato. Però... Non ce la faccio a camminare. Sì, però... Allora, non ho nessun diritto. No. Allora, da questo punto di vista voi avete tutti i diritti, perché i protocolli terapeutici che vi hanno assegnato, cioè fisioterapia o quant'altro, che ve li ha prescritti naturalmente la struttura pubblica, in questo caso l'ospedale, se voi non potete recarvi, dovete comunque, tramite l'ASP di competenza, che c'è praticamente gli infermieri e chi per loro, perché vi prelevano e vi portano nel centro dove fare fisioterapia o quello che dovete fare, per cui questo è garantito a tutti i cittadini italiani. Coloro che non hanno possibilità non economica, fisica, ma anche economica, perché non è che possono prendere un tassista, a parte che non possono girare in questo periodo, c'è praticamente l'azienda sanitaria di competenza che vi mette a disposizione, quindi l'assistenza domiciliare. Assistenza domiciliare che non significa soltanto che vi vengono a fare le iniezioni se avete bisogno di iniezioni, ma anche se dovete accedere a qualunque altro centro di riabilitazione motoria, respiratoria e quant'altro. Vi dovete mettere in contatto con l'azienda sanitaria o eventualmente al numero telefonico del comune dove voi risiedete gli assistenti sociali che tramite loro vi veicolano al servizio questo di trasporto, per cui ce l'avete, ecco, ce l'avete. Questi diritti, il diritto economico... Il diritto economico ancora non è tabellato. Non è tabellato, però essendo un virus
nuovo che ci ha Allora, volevo stravolto. fare un'altra domanda. Sì, signora. Però se può abbassare sempre il volume del Perché Volevo fare televisore. un'altra domanda. Sì, faccio la domanda. Io ne soffro di diabete, ipertensione, apnea notturna. E allora bisogna fare la Signora, richiesta, sì, sì. però voi già avete Queste patologie. queste Apnea notturna. Sì. Allora, dovete, medico di famiglia, certificato telematico all'INPS per un aggravamento dello stato di salute e avviate la procedura per ottenere l'aggravamento. Però questo è medico di famiglia che ve lo fa telematicamente. Quindi chiaramente poi sarà l'INPS che chiamerà a visita la Commissione di signora. prima istanza e poi si segue, diciamo, l'evolversi della procedura a secondo di quello. Signora, Però, io... sì. noi ci sentiamo senz'altro col nuovo anno. Sicuramente. Sicuro. Signora, io le mando un abbraccio da parte nostra, davvero forza, dà veramente speranza a tante persone. Per Grazie. quanto riguarda le patologie siete preesistenti, chiaramente saranno state aggravate da questo virus, quindi il medico di famiglia che conosce chiaramente la sua condizione può fare la richiesta proprio per ottenere, no, il riconoscimento dell'aggravamento, ecco, dell'invalidità, eventualmente se ha diritto la signora anche un'indennità di accompagnamento, ma questo non siamo noi a deciderlo, ma in base alla visita, alle carte, insomma ci sarà la commissione ad hoc. Io intanto la saluto, signora, la ringrazio per questa sua testimonianza, le auguro una buona vigilia. Ce l'ho le carte, sono belle chiare le mie carte. Certo, queste saranno Grazie, sarà poi la buon commissione. Natale anche a voi, grazie. siete Buon Natale, gentili, grazie. buon Natale signora, grazie. Grazie. Quindi queste testimonianze, no, servono anche per dirci stiamo attenti, ecco, in questo periodo siamo in zona rossa, però manteniamo insomma, le distanze, Sempre, le regole. non ci dobbiamo pentire Ecco. di non trasgredire. Ecco, perfetto. Poi quando ci saremo tutti quanti vaccinati, ripeto, sarà ogni giorno festa. Certo, ricordiamoci le mascherine. Sempre mascherine, sempre. E distanziamento. Io volevo salutare Cristian Scalmazzi, eccoci, benvenuto, buona vigilia anche a lei. Buonasera, buona vigilia a tutti. Anche a lei che faccio la domanda, insomma, se ci sono delle novità dal punto di vista economico, ci sono delle categorie che sono state dimenticate, mi pare ci sono anche gli agenti di viaggio, no? Perché Sì. parlavamo prima dei bonus vacanza, chiaramente siamo in zona rossa, questo periodo molto difficile, c'è anche il virus che è mutato, insomma, quindi ci sono un po' di problemi che si sono aggravati, no? Nell'ultima settimana. Quindi i viaggi non se ne fanno e non se ne fanno da un bel po', quindi ci sono queste categorie che chiedono insomma di essere aiutate, no? Insieme a tante altre insomma, altre. diciamo che non tutto il panorama non è stato completato. Certo, parliamo dal punto di vista economico chiaramente certo. che è importantissimo. Dottore Scalmazzi. Viaggi non se ne fanno, io volevo esprimere la mia solidarietà a quei 5.000 italiani che ancora oggi sono bloccati in Inghilterra e che non sono residenti in Inghilterra e non possono fare rientro per le festività natalizie per ricongiungersi con i loro cari. A parte i concittadini italiani bloccati in Inghilterra, abbiamo comunque un blocco totale che abbiamo visto comunque in questi giorni di Natale, anche se la zona rossa è effettivamente iniziata oggi, dovuta al fatto che tardi di corresponsione delle indennità di integrazione salariale per chi era in cassa integrazione, collegata comunque ai ritardi nell'erogazione dei vari decreti, la spesa effettiva i nostri concittadini l'hanno iniziata a fare negli ultimi 3 o 4 giorni. Sì. Quindi sarebbe stato meglio per le attività commerciali almeno oggi aver avuto un periodo di allentamento. Ma al di là dei ristori che arrivano, io oggi sono preoccupato perché a distanza di pochi giorni dal nuovo anno
nella manovra finanziaria in discussione alla Camera nessuno ha pensato a sospendere circa 9 milioni di cartelle esattoriali che purtroppo l'Agenzia delle Entrate sarà costretta a inizio gennaio a far recapitare ai contribuenti. Quindi, insieme a tante belle notizie che si stanno discutendo alla Camera, all'interno della manovra finanziaria per le imprese e per risolvere. Comunque ci sarà questa ondata di cartelle esattoriale che metterà a dura prova già il sistema nervoso dei contribuenti. E come le pagano queste cartelle molte persone, molte attività che non guadagnano? Cioè, no, come assolutamente, si fa? che aggiustiamo il problema di audio certo, del dottor certo. Tornazzi. Sicuramente è vero che col nuovo anno ci saranno questi milioni di cartelle esattoriali che verranno notificate ai contribuenti, legittime o illegittime che siano. È anche vero, però, ricordiamolo, che però nel ristori quater si è diciamo prolungata la tempistica, e quindi fino al 31 dicembre 2021 a semplice richiesta online o presso gli sportelli al di sotto dei 100.000 euro di carico, quindi esattoriale, si può chiedere la rateizzazione che va dai 72 ai 120 mesi. È un'altra, per fortuna, ma perché il periodo è questo, che si possono saltare 10 rate anche consecutive di pagamento e non si decade dalla rateizzazione. Detto questo, però, il problema è sempre quello, si stanno rimandando, mentre si sta impoverendo, diciamo, il substrato economico che dovrebbe pagare le cartelle, praticamente si stanno posponendo i termini per il pagamento, per cui prima o poi ci sarà un'implosione quindi del sistema. È ovvio che chi non le ha potute prendere, perché l'ultimo anno naturalmente chi aveva un'attività autonoma o partite IVA praticamente ha visto proprio una tragedia per il proprio reddito, un crollo che devastante. Se non l'ha potuti pagare durante l'anno, figuriamoci se andando a posporre il pagamento lo potrà fare. Ovviamente no, e quindi poi si dovrà ricorrere, sicuramente in questo caso penso che ci siano poche opposizioni, ad un condono, perché altrimenti non se ne esce. Certo, come si fa? Intanto abbiamo una telefonata, pronto? È pronto, buonasera. Sì. Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Briatico, sono sempre io, vi chiamo sempre. Grazie signora. Ci mangeremo il panettone. Mi mancate tanto, tutte e due. Peccato che domani non siamo in onda, in diretta, altrimenti il panettone insieme. Ecco, avvocato, lei è molto brava. Però la signora voleva farci gli auguri. Grazie di cuore, grazie. E in più vi chiedo una domanda, e chiudo, vi ascolto con la televisione, se no col telefono non capisco bene. Io intanto la ringrazio per l'affetto, signora. Prima della domanda io la devo ringraziare per l'affetto che dimostra nei nostri confronti. È l'unica guai quando si rompe il televisore che non vi vedo. Prego, signora. Allora, volevo chiedere all'avvocato se in questo decreto che ha fatto Conte, l'ultimo che ha fatto, c'è anche che i cimiteri devono stare chiusi il 24, il 25, il 26 e il 27. Adesso poi mi dà la risposta quando chiudo, come la sento per televisione, perché io mi sono recata stamattina ed era chiuso. E allora ho detto, ma una piccola comunità di 4 anime potevano pure lasciarla aperta. Dico, se entra una persona in un giorno e pure assai, mi sono tanto dispiaciuta perché domani fa il compleanno mio figlio che non c'è più. E insomma, ognuno, Conte festeggerà con lo spumante e lo champagne a modo suo, io voglio festeggiare al cimitero con mio figlio. Non è potuto essere questa cosa. Voglio sapere se è vero che nel decreto c'è che pure i cimiteri stanno chiusi. Io chiudo la salute e me l'ascolto la risposta per televisione. Signora, grazie per la... Grazie. Questa datemi la risposta per televisione, che poi in comune ci vado io. Grazie signora. Io sono andato a trovare i miei cari nei giorni scorsi. Non vi so dire se in questi giorni di festa vi è preclusione di accesso
ai cimiteri. Sicuramente ne è a conoscenza il parroco vostro di riferimento, perché le funzioni in onore dei defunti le fanno ugualmente, quindi ci sono sempre, o presso il vostro comune, che praticamente ve lo sa dire. Ma per quanto riguarda tutte le restrizioni di spostamento, potete chiamare anche in questo momento al numero della Polizia Municipale, la quale è delegata, unitamente alle altre forze dell'ordine, al controllo degli spostamenti dei cittadini, per cui obbligatoriamente potete chiamare anche in questo momento Polizia Municipale del vostro comune, e quindi vi fate dire orari e giorni di apertura, perché dal decreto non si evince, non che non si evince, la sezione, quella diciamo il culto dei morti, e quindi per quanto riguarda l'apertura delle sedi cimiteriali, ovviamente non l'ho letto, per cui ecco, vi invito, ma è di pronta e facile soluzione. Non so se il dottore Scalmazzi, che è sempre così preciso, avrà letto tutto il decreto Ristori Quater, ma è una cosa molto... Perché spesso, insomma, il fatto dei cimiteri non ci si sofferma. Non ci si sofferma, però sono, ecco, anche in quel momento, diciamo, la visita, ecco, sicuramente sarà sottoposta ad orario. Perché, certo, ecco, poi non so se dipende dai comuni che possono perché adottare i comuni magari delle... più piccoli non c'è il pericolo dell'assembramento, per cui sicuramente avranno delle ordinanze diverse dai grossi centri. Ecco. Vediamo se il dottore Scalmazzi ha letto anche questa Perfetto. parte. No, allora diciamo che su questa parte nel decreto non è disciplinato, ma è esplicitato molto bene che in questi 4 giorni, salvo che per comprovati motivi, non ci si può allontanare dalle proprie residenze, e andare a fare visita recarsi al cimitero non rientra fra le esigenze primarie previste dal decreto. Quindi si può interpretare in questo modo, perché in effetti io non l'ho visto. No, ma noi siamo uno Stato laico, per cui diciamo, ecco, Quindi... ci atteniamo semplicemente, ecco, per questo motivo. No, io credo che anche i comuni possano decidere di applicare delle ordinanze più restrittive rispetto... Non che allargano, però certo, più restrittive, sì, per cui ecco, probabilmente dove abita la signora, insomma, i cimiteri in questo periodo saranno chiusi, sì, però Polizia Municipale sono informatissimi su tutto certo. quello che si può fare o no nel comune, perché non ci si può spostare da comune a comune. Certo, anche perché quest'ultimo decreto, no, il decreto Natale, può creare anche un po' di confusione, avvocato, come il fatto degli spostamenti, no? 2 persone in macchina che possono andare una volta sola al giorno, magari a pranzo di Natale da un parente oppure da un amico, una volta per al una giorno, volta è un ginepraio. E infatti crea molta confusione. Crea molto, che è facilmente eludibile, per cui certo. Se uno viene sottoposto, diciamo, a indagine, quindi con il modulo che bisogna firmare 10 volte al giorno, allora diciamo un poco viene controllato, ma altrimenti uno come fa a sapere che è andato a trovare una zia e magari alla nonna no? Cioè, infatti non si deve mettere nell'autocertificazione il nome per privacy esatto. della persona che si va a visitare. Quindi stiamo parlando del nulla, anche perché abbiamo osservato che nei giorni scorsi, ma fino a ieri sera, praticamente non so che cosa serva stare in zona rossa oggi, quando nei giorni precedenti ci si è lasciati un po' andare, quindi bisogna stare comunque attenti, a prescindere dai decreti. Indipendentemente da quello che ci dice il governo, bisogna che noi abbiamo a cuore la nostra salute e quella degli altri, però noi come iniziativa personale, perché certo. Se stiamo appresso ai decreti non servono a nulla, perché poi facilmente, vi ripeto, con il fatto che moltissime persone, c'era
gli uffici postali intasati perché c'erano soprattutto anche pensionate, ma pensionate non per età, quindi gente che aveva pensione e non aveva la carta di credito per andare a registrarsi per partecipare alla lotteria degli scontrini, per cui ha fatto assembramento già negli uffici postali perché praticamente il governo ha detto vi regalo il 10% di quello che voi andate a spendere e poi partecipate alla lotteria degli scontrini, e praticamente in primis ha creato un assembramento di persone che sarebbero state tranquillamente a casa. Secondariamente nelle città, a meno che, ripeto, tutti i cittadini prima di andare a spendere con moneta elettronica telefonavano a tutti i concittadini, e voglio pensare che nelle nostre città che siamo 70-80 mila abitanti non è che uno quando deve uscire fa 80.000 telefonate e indica qual è il negozio per evitare assembramento. Abbiamo osservato che assembramenti, ecco, quindi il governo da una parte dice uscite e spendete non online direttamente, dall'altra però guardatevi, bisogna un poco capire che devono fare i cittadini, per cui devono uscire o devono stare in casa perché poi alle 10 tutto quanto è chiuso. Bisogna un po', per cui guardiamoci da soli, perché diciamo se aspettiamo che altri possano salvaguardare la nostra salute, diciamo partiamo male. Ecco. Certo, anche perché insomma noi abbiamo visto questa terribile emergenza sanitaria che si ripercuote sul sistema economico. Insomma ci sono molte aziende in crisi. Prima ne usciamo da questa emergenza sanitaria, prima magari si prima rimette... ne dobbiamo uscire, ecco, perché altrimenti dall'emergenza sanitaria non ne usciamo. Voglio ricordare un'altra discrepanza di l'ultimo sempre del decreto ristori. Me lo dice tra poco della ve lo dico fra poco. Dopo la pubblicità, ecco. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Avvocato, l'ho interrotta prima perché ci stava dicendo ci sono alcune discrepanze, no, in questi decreti del governo. Abbiamo visto prima, ti dice fai il cashback, vai a comprare, poi però ci sono gli assembramenti, poi le persone per il decreto di Natale, 2 persone in macchina, insomma, un po' di confusione c'è. E poi ne stava dicendo un altro avvocato. Sì, ne parlavamo prima della trasmissione con il dottore Scalmazzi, perché abbiamo notato che c'è stata la proroga degli sfratti, quindi di abitazione, fino a fine giugno 2021. Anche il governo però dimentica che c'è già una legge apposta, sono 20 anni e noi stiamo sempre combattendo che c'è il contributo fitto casa in tutta Italia. Il contributo fitto casa, che qua in Calabria ritarda nel pagamento di oltre 2 anni, è una legge che è stata istituita dal governo centrale dell'epoca e sono oltre 20 anni, che praticamente quello che deve fare semplicemente coloro che hanno necessità, quindi per basso reddito e non ce la fanno a pagare il canone di locazione, perché ricordiamolo, è un diritto costituzionalmente garantito quello di avere l'abitazione, ma anche del proprietario di percepire il frutto, quindi sia il frutto dell'immobile, quindi sia il proprietario che deve essere pagato e sia il cittadino che deve avere un'abitazione. Il contributo fitto casa, che praticamente sembra che è come la polvere che si mette sotto il tappeto, perché nessuno della nostra classe politica ovviamente si batte per questo, c'è già la legge. Il capitolo di spesa del contributo fitto casa servirebbe ad evitare lo sfratto, per cui non ci vogliono leggi o proroghe e quindi appesantire lo Stato perché fino a giugno 2021, massima regolarità, è da 20 anni questa legge. Quindi il contributo fitto casa, entro maggio di ogni anno i comuni facevano e fanno ancora comunicazione alla Regione Calabria del fabbisogno fitto casa dei propri cittadini. Poi manca che cosa? La liquidazione. Quindi siccome ovviamente non fa risalto perché è una legge di 20 anni, c'è già la legge, si chiama contributo fitto casa. E lo sanno bene le tante persone che aspettano. Le tante persone che praticamente già noi stiamo viaggiando da qualche anno con 2 anni di ritardo, con cifre molto ribassate a quelle che erano, diciamo, quando è uscita
diciamo, quando è stata emanata, diciamo, questa norma, e praticamente serve proprio così ad equilibrare il rapporto fra conduttore e locatore. Il conduttore sa che può prendere il contributo fitto casa e il proprietario sa che viene pagato, per cui tranquillamente. Quindi questa è un'altra distonia del sistema, una dietro l'altra, però questo lo dobbiamo per forza censurare. Questo è un raddoppio di norma che non ci voleva. C'è già la norma. Infatti, basterebbe insomma mandare i soldi, ecco, Mandare finanziare i soldi di norme che già ci sono, non c'è bisogno di finanziare quella legge ecco, norma emergenziale. Cioè incominciamo a tutelare la normalità, incominciamo, ecco, le norme che già ci sono a farle funzionare, non c'è bisogno di altro perché altrimenti si accavallano. E da giugno 2021 che facciamo di questi in mezzo alla strada? Certo che diamo il contributo fitto casa in modo che tutti stanno bene, proprietari e conduttori, e poi si vedrà finalmente che riparte l'economia. Garantiamo a queste persone anche un posto di lavoro, perché sappiamo che i cittadini italiani non vogliono il reddito di cittadinanza ma vogliono andare a lavorare, quindi vogliono sudarsi lo stipendio e non aspettare l'assistenzialismo, quindi ecco, lavoriamo su quello. Ecco, ma io volevo fare intervenire anche il dottore Scalmazzi e poi Mariella Ippolito. Ci sono molte attività, abbiamo visto, in crisi, che non guadagnano, attività chiuse, costrette ad abbassare le saracinesche, e magari devono pagare anche l'affitto al proprietario dei locali, ok? Adesso molti proprietari hanno concesso anche delle dilazioni, c'è il buon cuore di molti proprietari, ma a questi proprietari dei magazzini non ci ha pensato nessuno, perché anche loro hanno insomma dei ritardi. Forse il dottore Scalmazzi, perché all'Agenzia delle Entrate bisogna fare qualcosa, secondo me, se non viene pagato il canone. Dottore Scalmazzi, perché riceviamo un po' di segnalazioni da parte dei proprietari di questi magazzini commerciali, dicono: ma di noi si sono dimenticati. Allora, diciamo che per alcune mensilità il governo ha dato la possibilità di poter cedere il credito d'imposta delle attività commerciali al proprietario del magazzino. Questo credito d'imposta oggi può essere anche monetizzato attraverso alcune banche, oppure il proprietario dell'immobile lo può utilizzare per portarlo in detrazione delle imposte che deve pagare. Oppure l'altra strada, molto più semplice, è quella di comunicare tramite il modello RLI, che è quello che si utilizza per registrare i contratti di locazione, la variazione in funzione del canone di locazione, affinché il proprietario dell'immobile si possa vedere ridurre le imposte sul canone di locazione diminuito. Quindi insomma queste sono le strade che insomma i proprietari, perché bisogna pensare anche a loro, no? Magari uno pensa vabbè c'è il proprietario quindi sta bene, magari ci sono alcune persone che proprio fittando quel magazzino vanno ad incrementare magari delle pensioni minime, oppure l'unica fonte, no, di sostentamento per molte persone. Quindi per molte persone sì, questo per quanto riguarda i proprietari. Poi mi sembra che sempre nel ristori quater ci sono delle norme che per quanto riguarda invece le piccole e medie imprese, che adesso probabilmente non sono più a rischio fallimento, perché diciamo si è anche innovato sulla crisi di impresa. Adesso ne parliamo tra poco, dottore Scalmazzi, perché abbiamo una telefonata, quindi poi parliamo di questa cosa. Pronto? Buonasera. Salve, da dove chiama? Chiamo da Cosenza, mi chiamo Anna. Benvenuta intanto. Buona vigilia a tutti. Buona vigilia. Volevo fare una domanda all'avvocato. Sì. Praticamente io è la seconda volta che parlo di tutt'altro, una domanda dei buoni spesa. Buoni spesa. Domanda sì. che non mi è stato mai dato niente. Purtroppo vedo gente che magari... Presso il comune di residenza. È il comune di residenza, praticamente è il comune di Cosenza. Certo. Però purtroppo io vedo... Guardate, sì, pronto. Allora, il comune, secondo la disponibilità economica che ha,
come tutti i comuni d'Italia, sta erogando i buoni spesa, quindi senza termini di orario, di giorni, eccetera, eccetera, perché naturalmente qua serve più per un'esigenza alimentare e quindi diciamo sono sempre aperti. Per quanto riguarda i comuni, non vi so dire nello specifico il comune di Cosenza, diciamo, quanto sta erogando e le modalità, però quello è il comune di Cosenza. Sì, il comune di Cosenza. Voglio ricordare che molti comuni possono, con il buono spesa, permettere anche di pagare le utenze, perché questa è una cosa molto importante. Premesso ciò che però, diciamo, i comuni sono moltissimi, per cui lo stanno facendo a macchia di leopardo, vi voglio dire che il comune di Cosenza eroga, diciamo, autonomamente, è giusto che sia perché è l'ente pubblico, però per quanto riguarda il territorio e quindi per quanto riguarda, diciamo, il territorio nostro, c'è la Terra di Piero, ci sono altre associazioni di volontariato che erogano, diciamo, non li chiamiamo buoni spesa, pacchi spesa, quello che vogliamo, però assicurano anche il pranzo, la cena, ma di Natale sto dicendo, ecco, quindi non, ecco, quindi tutto questo. E quindi ci si può rivolgere autonomamente e in forma anonima, ve lo portano a casa, per cui in forma anonima, quindi non bisogna andare a fare la fila presso questi centri, e ce ne sono anche altri in giro, il Pane Quotidiano e quant'altro, diciamo, come associazioni, che in forma anche anonima, per cui bisogna un poco, ecco, col telefono, tramite WhatsApp, eccetera, eccetera, per cui non soltanto Comune di Cosenza come... Ditemi. Io parlavo dei buoni spesa, purtroppo noi siamo una famiglia di 4 persone. Vi sto dicendo questo, i comuni, compreso il comune di Cosenza, a secondo della disponibilità economica, e non so se il comune di Cosenza... Come? Io sto vedendo che chiamano sempre le stesse persone che economicamente stanno bene. Cioè non mi lamento solo io, siamo signora, allora, premesso che io naturalmente, se lo dice lei, vuol dire che avrà qualche fonte. Io so che ci sono molti che ci marciano, ci sono molti farabutti che invece approfittano della solidarietà e, diciamo, degli sforzi che fanno gli enti e abusano, diciamo, mascherando, diciamo, una povertà che non c'è. Però se ci sono questi, denunciatelo, indipendentemente da questo fatto. Volevo chiedere a chi posso rivolgermi per fare una denuncia? Polizia municipale, carabinieri, polizia normale, guardia di finanza, ve la vengono a raccogliere la denuncia anche al domicilio. Quindi non c'è nessun problema, telefonate e ve la vengono a raccogliere anche a domicilio, perché se abusi ci sono, devono essere assolutamente censurati, perché è una vergogna, è una vergogna. Facendo una domanda, si dovrebbe avere la mia domanda, giusto? Si dovrebbe trovare e dire il motivo per quale non me l'hanno accolta. Perché io lavoro magari 2 ore. Allora, quello di cui stiamo parlando, signora, è un atto emergenziale, quindi non bisognerebbe assolutamente andare a vedere domanda l'accolgo o meno, chi fa la domanda si presume, salvo verifica naturalmente, la verifica bisogna fare, però è meglio che la verifica si fa dopo, non prima, perché altrimenti l'effetto che voleva avere questa emergenza, altrimenti l'emergenza, diciamo, svanisce. Voi telefonate naturalmente alla polizia municipale, alzate la voce, spiegate di che cosa si tratta. Sono andata pure là, sono andata pure dove... allo stadio, però chiaramente ci sono delle persone magari mascherano il reddito, potrebbe anche mascherano il reddito e sono delle persone molto vili, molto vili. Quindi bisogna denunciare in questo bisogna caso. denunciare siamo sempre. 4 persone, assolutamente vergognoso. Io spero che qualcuno dell'amministrazione comunale, che sicuramente segue la trasmissione, si voglia fare carico, perché purtroppo succedono anche queste cose,
e le persone che hanno bisogno poi non hanno nemmeno vergogna di denunciare. Queste sono, ma succedono un po' in tutta Italia. Subito. Certo, signora. Ci faccia sapere, signora, io la devo salutare perché abbiamo un po' di telefonate, poi chiaramente se lei decide di fare la denuncia fa benissimo, perché se sa che ci sono delle famiglie che economicamente non stanno così male e magari tolgono quel buono spesa ad una famiglia che ne ha bisogno. Assolutamente è una cosa che non bisogna fare. Soprattutto in questo periodo di sofferenza vera. Un abbraccio signore, un abbraccio. Buon Natale a tutti quanti. Grazie anche a lei. Un abbraccio signora, buona vigilia e buon Natale. Vogliamo fare intervenire il dottore Scalmazzi sulle piccole e medie imprese, poi volevo sentire anche Mariella Ippolito sul blocco dei licenziamenti e poi abbiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati. Allora iniziamo abbiamo Mariella Ippolito. Sì. Sul blocco dei licenziamenti, insomma, ecco, cosa accadrà dopo? Adesso c'è questo blocco, chiaramente la situazione è particolare, però dopo cosa accadrà? Perché insomma queste aziende... Allora, al momento non sono previsti i licenziamenti, naturalmente ci sono delle aziende che si trovano in serie difficoltà a continuare a mantenere attivi i rapporti di lavoro di molti dipendenti, per cui non nascondiamo il fatto che magari ci sono aziende che stanno cercando comunque di trovare degli accordi singolarmente con i dipendenti per fare in modo magari di accordare una sorta di dimissione o comunque vedere un attimino di organizzarsi in base anche, perché se l'impresa è altamente in difficoltà, che non è nelle condizioni di poter continuare ad erogare degli stipendi o comunque la cassa integrazione molte volte non viene nemmeno autorizzata da alcune imprese perché magari ci sono dei requisiti che anche le imprese stesse non hanno e quindi hanno difficoltà anche a farsi autorizzare la cassa integrazione, allora in ogni caso i licenziamenti non si possono fare, si stanno cercando di fare degli accordi tra le parti, quindi la parte datoriale e la parte dei dipendenti, in modo tale da trovare delle conciliazioni e venire ad una soluzione che può andare bene ad entrambi, sia la parte datoriale che la parte del dipendente. Ci sarà sicuramente un 2021 che insomma non inizierà nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda le imprese che per quanto riguarda i dipendenti, perché sono aumentate anche notevolmente le dimissioni, quindi le difficoltà sono tantissime da affrontare. Abbiamo notato che hanno riaperto comunque Garanzia Giovani, quindi si stanno aprendo varie porte per quanto riguarda degli incentivi alle assunzioni. Speriamo che troveremo una svolta in questo 2021. Quindi ci sono varie cose che si stanno prospettando, quindi dobbiamo solo vedere un attimino i tempi in cui trovano poi valorizzazione queste cose. Bene, vedremo, insomma dobbiamo avere ancora pazienza. Allora, invece con il dottore Scalmazzi, avvocato, sollevava quella questione delle piccole e medie imprese, giusto? Sì, perché praticamente adesso da un lato ci sono tutti i blocchi dei licenziamenti e quant'altro, accesso al credito molto difficoltoso e praticamente questi ristori che sono praticamente irrisori. Dall'altro però sembra che si sta delineando questa normativa sulla crisi delle imprese, no? Quindi per gestire la crisi delle imprese ed evitare che arrivino al fallimento, e quindi ne stiamo parlando anche nel ristori quater, c'è questa, non so se è vero che naturalmente c'è questa mano d'aiuto per quanto riguarda la gestione comunque della crisi, che sicuramente di qui
a qualche mese, se non con il nuovo anno, si troveranno molte piccole e medie imprese. Così, dottore Scalmazzi? Certamente, ma non si tratta di novità introdotte in seguito all'emergenza Covid, ma si tratta solamente di far entrare in vigore alcune norme del codice per la crisi di impresa e del sovraindebitamento che dovevano entrare in vigore già ad agosto di quest'anno e per via del Covid erano state rimandate al 1° settembre del 2021. Certamente hanno inserito degli elementi di novità. Per quanto riguarda le imprese che potranno accedere già da gennaio a delle procedure di concordato, si potranno vedere riconoscere il concordato anche senza l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria alla proposta di concordato stesso, quanto la risposta dell'amministrazione finanziaria dovrebbe essere determinante per l'approvazione del concordato stesso. È importantissimo questo. E questo è un aspetto molto importante, ma un aspetto molto più importante che cosa è dato? È dato dall'entrata in vigore subito al 1° gennaio del 2021 della qualifica e dell'estensione di consumatore anche ai soci delle società illimitatamente responsabili. Parliamo delle società di persone, quale è società in nome collettivo, società in accomandita semplice, che potranno accedere singolarmente e per i debiti contratti anche dall'azienda in modo illimitato ad accordi di ristrutturazione e a piani del consumatore per scaricare le proprie debitorie. A fianco a questo ci sarà la possibilità, bisognerà vedere poi come si muoveranno i vari organismi di composizione della crisi, di presentare il cosiddetto piano di esdebitazione familiare dove sono inclusi anche i parenti fino al 4° grado, ma cosa più importante, ci sarà la possibilità anche per chi non è in grado col proprio reddito di garantire un piano di ristrutturazione del debito, ci sarà la possibilità di poter presentare il piano, vederselo riconoscerlo, anche se non ha la liquidità necessaria a sostenere lo stesso piano e quindi liberarsi dei debiti. Grazie dottore Scalmazzi, intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Salve. Sentite, io telefono da Catanzaro. Vi posso dire il mio problema oppure lo devo dire all'avvocato? Certo. No, tanto vi sentono tutta la Calabria vi sente comunque. Ecco, inquadriamo l'avvocato, vuole vedere lei, avvocato. Dica. Buonasera. Buonasera. Sentite, io sono vicino ai 75 anni e per quello che si dice, che mi risulta, dice che non dovrei pagare più il canone della televisione a secondo il reddito. Esatto. Forse, non mi so spiegare bene. Vi siete spiegato benissimo, mi dovete dire l'ISE. Sì, io arrivo quasi, no, il modello ISE no, però vi so dire quanto prendo di pensione. Ditemi. Io prendo all'anno quasi 18-19 mila euro. Speriamo per 100 anni che lo dovrete continuare a pagare. Ho capito. Per 100 anni, perché c'è un ISE basso, insomma. Un ISE basso, insomma. No, nel senso, ha diritto a non pagare più questo canone. 4,8, quindi 4,8 di ISE. 100 anni di televisione, ecco. Ho capito. Quindi non ci rientra. Anche se certe volte, vi chiedo scusa, mi prolungo, fanno tanto di quelle parole in inglese che io non riesco a capire. Certe volte devo andare da mio figlio, ma mi spiega cosa dicono. Fate bene, avete ragione. Non è una cosa esatta. Io sono un italiano che mi sento veramente italiano, non è che devo andare... Condivido perché siamo italiani. Fare a meno. Siamo italiani ed è la lingua più ricca e più bella che c'è nel mondo. E su questo dobbiamo chiudere. E con questo, con un fortissimo abbraccio a tutti quanti, veramente. Grazie, tanti auguri e buon Natale. Grazie, auguri anche a lei. Io saluto e ringrazio Cristian Scalmazzi, Mariella Ippolito. Grazie, auguri, buona vigilia, buone feste anche a voi. Grazie, I migliori...
Eccoci, dottore Migliori Scarpetta. auguri a tutti voi. Grazie e auguri al nostro avvocato. Come sempre, col nuovo anno subito siamo certo, qua. speriamo di dare delle belle notizie. Con il prossimo anno solo belle notizie. Solo belle notizie, ecco, brutte non ne diciamo più. Grazie avvocato Grazie e grazie anche a voi e auguri. Arrivederci.